Nell'ambito delle attività di promozione storico-culturale avviata dalla rivista Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale di Agrigento, Nicola De Tullio, ha consegnato una copia del numero speciale I Carabinieri del 1943, che raccoglie testimonianze e approfondimenti sulla storia dell'Arma all'Archivio di Stato di Agrigento in occasione di un incontro con il direttore dell'ente Rossana Florio alla Biblioteca Lucchesiana, diretta da Don Angelo Chillura allo scopo di rendere fruibile il volume alla comunità. Altre copie sono state consegnate anche alla Biblioteca Comunale Franco La Rocca di Agrigento e alla Fondazione Ciacia di Racalmuto. L'opera tratta degli eventi storici che hanno riguardato il paese nel 1943 e sottolinea la deportazione di circa 2000 carabinieri nei campi di concentramento da parte delle truppe di occupazione naziste. Dedica un capitolo al valoroso gesto del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto che il 23 settembre di quell'anno immolò la propria vita per salvare quelle di una ventina di cittadini innocenti ingiustamente accusati di avere commesso un vile attentato nei confronti di alcuni soldati tedeschi nel territorio di Torrimpietra, sul litorale laziale, ove l'eroico militare prestava servizio in qualità di comandante della locale stazione di Carabinieri. La Chiesa ha avviato un processo di canonizzazione del martire, recentemente sfociato nella promulgazione del decreto che ha riconosciuto la venerabilità della sua figura.